Referendum sull'autonomia, il presidente Zaia all'attacco del governo colpevole di aver deciso di boicottare la consultazione del 22 ottobre. Siamo arrabbiati, dice, ma noi tiriamo dritto. Banche Venete monta la protesta dei risparmiatori beffati, corteo sulla Castellana vede lago, sit-in sotto il municipio, sarà un'estate caldissima, annunciano pronti a bloccare autostrade e aeroporti. Mattinata nera in Veneto sulle strade, motociclista sessantenne di Ravenna muore contro un furgone a Pian di Gadoia, sulla A13 a Padova scontro tra 3 mezzi, 10 feriti, 3 ricoverati in gravi condizioni. Dramma alle grotte di Oliero nel Bassanese, durante le riprese di un programma Rai il presidente degli Amici della Bicicletta scivola e batte la testa, trasportato d'urgenza in ospedale. Nel pomeriggio in Duomo a Campo San Piero l'ultimo saluto a Gloria Trevisan, morta insieme al fidanzato Marco nell'incendio della Grenfell Tower di Londra, un intero paese in lutto. Record di malori sulle spiagge del litorale veneto da inizio mese, già 8 ricoveri in ospedale, ma ci sono stati anche dei decessi, a essere colpiti soprattutto gli over 65. Da Alex Britti a Franco Battiato al via Domani sulle mura di Treviso, la rassegna Suoni di Marca, predisposte dal questore misure di sicurezza straordinarie. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, il telegiornale del Veneto. Cominciamo dunque dalle ultime novità che riguardano il referendum, perché un presidente senza freni, quello che stamattina a Palazzo Balbi ha attaccato il governo reo di aver deciso di boicottare questa consultazione prossimo 22 ottobre. Sentiamo. Sul referendum per l'autonomia del Veneto del prossimo 22 ottobre non si torna indietro neppure a poche ore dalla notizia dell'apertura della trattativa fra governo e Emilia-Romagna, che ha chiesto e a quanto pare ottenuto l'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede di esercitare per le regioni a statuto ordinario che lo chiedano un'autonomia differenziata. A sostenere l'azione della regione guidata dal PDino Stefano Bonaccini e il sottosegretario per gli affari regionali Gian Claudio Bressa, bellunese, eletto in Parlamento grazie ai voti raccolti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige Südtirol e nella commissione dei 6 per l'autonomia della provincia di Bolzano, da sempre contro ogni qualsivoglia iniziativa di stampo autonomistico che non sia quella per il mantenimento dello status quo nella regione più invidiata d'Italia. Il sottosegretario Bressa si è sempre espresso negativamente rispetto al nostro referendum. Se non rispetti la volontà nostra, almeno rispetta quella della Corte Costituzionale, che ha detto a noi andate a fare il referendum. Sulla trattativa per l'autonomia differenziata dell'Emilia-Romagna, Zaia è chiaro. Da 16 anni a questa parte non c'è una regione che ha avuto almeno una delle 22 competenze previste dalla Costituzione. Se porteranno a casa tutte le 22 le competenze, avranno aperto la strada per il Veneto e la Lombardia. Nel frattempo si tira dritto anche contro l'azione di disturbo del governo e del Ministero dell'Interno, che da un anno non rispondono alle reiterate richieste di attivazione delle prefetture per il voto in Veneto. E noi siamo un po' imbarazzati onestamente, sono richieste di collaborazione con le prefetture che passano ovviamente per il tramite del Ministero. Siamo comunque organizzati per fare il referendum, però noi lo facciamo in ragione di una sentenza della Corte Costituzionale, anche un mancanza di rispetto non solo nei confronti dei veneti, e questo è già gravissimo, ma anche nei confronti della Corte che ha autorizzato il nostro referendum. Quanto all'Election Day, nessuna preclusione della Regione ad ospitare le schede per la consultazione sull'autonomia della provincia di Belluno, ma, fa sapere Zaia, non possiamo accollarci i costi che non competono a noi. E apertura pure le schede del referendum per la separazione di Venezia da Mestre, ma per quest'ultimo la Regione ha dato mandato ai suoi consulenti di verificare che tutto sia a posto, a partire dalla data di indizione della consultazione, questa sì, di competenza esclusiva del presidente Zaia. E considerate poi che sul tappeto c'è un'altra vicenda governativa, si è dimesso il ministro Costa, che è quello che segue gli affari regionali, giusto per citare un tema. Ha scritto una lettera a Gentiloni: non potevo esprimere il mio pensiero ufficialmente sul provvedimento dello Ius Soli, questo sarebbe il motivo che lo ha portato alle dimissioni, però è l'uomo che seguiva gli affari regionali. Monta la protesta dei risparmiatori beffati dal crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, questa mattina manifestazione a Vedelago, un sit-in, la protesta, e poi sono pronti, lo dicono, a bloccare gli aeroporti e le autostrade. Lo Stato vuole che gli veneti lavorino, ma noi siamo stanchi di lavorare per pagare le tasse e poi essere derubati. Pretendiamo rispetto, abbiamo perso solo noi i soldi, solo noi risparmiatori, ma tutti i cittadini del Veneto saranno chiamati a pagare
a pagare la pensione anticipata ai dipendenti, a pagare i milioni di euro agli amministratori delle banche che hanno fatto fallire queste banche. Castellana bloccata, traffico in tilt in centro a Vedelago. Monta sempre più la protesta dei risparmiatori truffati dalle banche venete. Sempre più numerosi, sempre più determinati. Sarà, dicono, un'estate caldissima. Il corteo sfila in strada, raggiunge il municipio, scendono il sindaco Cristina Andretta e il suo vice Marco Perin, anche lui un risparmiatore beffato. I sindaci debbono assumersi le proprie responsabilità e noi qui come risparmiatori formalmente lo chiediamo al sindaco di Vedelago come lo chiederemo a tutti i sindaci del Veneto e d'Italia. L'unica parola è impotente, ma è quello che si vive da sindaco ormai da 4 anni di questo mandato, quando molto spesso si viene chiamati in causa a prendere scelte che non hanno il coraggio di prendere a Roma e invece poi ti trovi con le difficoltà di fronte ai tuoi cittadini. Noi veneti purtroppo, lo ridico, siamo abituati tanto a lavorare, poco a protestare, è a volte una qualità, in questo caso è una negatività. Dovremmo essere tutti in piazza con questa gente perché è stata una vera e propria truffa ai danni dei risparmiatori di queste banche popolari. Adesso continueremo la nostra protesta civile, andremo a Vicenza con le auto, andremo a bloccare le autostrade, bloccheremo le ferrovie, gli aeroporti e non ci fermeremo fino a che non abbiamo una risposta da chi governa questo nostro Stato, che è uno Stato alla deriva. Allora se ci sarà un'apertura possiamo sentire e trattare. Fermi sotto il sole, automobilisti e camionisti sono solidali con i manifestanti. Il corteo sfila verso la sede della Popolare di Vicenza. Ci ha fregato tutto, dobbiamo andare a lavorare in pensione per andare avanti. Siamo veramente dei truffati, fregati, tutto ci hanno fatto. E purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è quella che stiamo facendo oggi. Io sono il fratello della signora che ha tentato il suicidio nella Veneto Banca di Montebelluna il 26 di giugno. L'hanno salvata per miracolo perché ha tentato il suicidio ovviamente con una siringa di insulina. Lei dice che a settembre non tornerà a scuola in quanto fa l'insegnante e potrebbe ancora rifarlo se non gli ritornano tutti i nostri soldi. Continueremo a tappeto in modo capillare dappertutto, non avrete tregua neanche d'estate, d'autunno e d'inverno, inteso? E come vedete è successo un po' di tutto questa mattina, ma sul fronte Banche Venete è molto interessante capire che cosa dice, e oggi lo abbiamo interpellato su questo, il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. Situazione critica per la liquidità delle imprese. È la sua opinione, sentiamolo. È una situazione in cui la criticità stava crollando in modo pesante e si era dentro un vicolo senza uscita. Per fortuna è arrivata questa soluzione della banca intesa, che non voglio entrare assolutamente in merito al fatto che sia buona o cattiva, sicuramente era l'unica, quindi per definizione buona, l'unica che si prospettava, e adesso noi quello che ci auspichiamo e che chiediamo a ampio fiato a banca intesa è che si mantenga la vicinanza alla territorialità che noi avevamo anche prima. Così da Treviso il presidente di Confindustria Veneto sulle banche venete, i suoi timori in merito alla situazione critica per la liquidità delle imprese. La sovrapposizione al linea di credito è uno dei nostri grandi timori. Si diceva che ci sono alcune aziende che sono strette dalla crisi, alcune si stanno riprendendo, alcune sono ancora strette dalla crisi, e che se su quelle dovesse pesare un restringimento della linea di credito naturalmente non ci sarebbero soluzioni. È chiaro che noi abbiamo imprenditori, abbiamo un'asticella che tiene sopra o sotto gli imprenditori. Se noi abbassiamo quell'asticella ammazziamo gli imprenditori che ci stanno sotto, questa è la realtà. Ora siamo alla cronaca, un morto e 4 feriti, il bilancio pesante di una mattinata molto dura sulle strade di montagna nel Bellunese. A perdere la vita un motociclista 60enne che era in viaggio insieme ad altri amici dal Ravennate.
L'impatto violentissimo poco dopo l'uscita autostradale di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno. Lungo la statale Lemagna, attorno alle 8:30, ha perso la vita un motociclista romagnolo di 60 anni. Lo scontro con un furgone che procedeva in senso opposto. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, costato la vita al Centauro, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il tutto sotto gli occhi degli amici con cui aveva iniziato questa scampagnata in montagna. Il SUEM è intervenuto sul posto insieme agli uomini dei Vigili del Fuoco e hanno constatato l'immediato decesso del 60enne. Leggermente ferito l'autista del furgone, portato in ospedale per un controllo. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e la strada è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso fino alle 11:45. Poco dopo un nuovo incidente lungo la strada all'altezza del bivio per la Val Visdende a San Pietro di Cadore. L'impatto tra due auto e un camion frigo alle 9:30 ha causato il ferimento di 3 persone trasportate in ospedale dall'elisoccorso. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per i rilievi da parte dei carabinieri. Questa mattina nell'edizione delle 12:30 vi abbiamo mostrato praticamente in diretta le prime immagini dello schianto lungo la A13 con 9 feriti, 3 sono in condizioni gravi, vediamo. Grave incidente stradale lungo la A13 in direzione di Venezia tra gli svincoli di Padova Sud e Padova zona industriale con un pesante bilancio di 10 feriti, tra cui 4 in gravi condizioni. Secondo la prima ricostruzione della polstrada, un camion è stato tamponato da un camper lungo l'autostrada, a sua volta tamponato da un altro autocaravan e da un furgone. I vigili del fuoco, accorsi in forze con 3 mezzi e 15 operatori, hanno messo in sicurezza gli autoveicoli ed estratto i feriti rimasti bloccati all'interno dei mezzi coinvolti, che sono stati assistiti dal personale del SUEM 118. Le vittime sono state trasportate in ospedale dall'elisoccorso e dalle 5 ambulanze presenti sul posto. In supporto alle squadre anche l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia. L'autostrada è rimasta chiusa per ore con pesanti disagi per il traffico, deviato obbligatoriamente lungo la tangenziale, traffico a quell'ora molto intenso e costituito per buona parte da mezzi pesanti. Sul posto anche il personale ausiliario dell'autostrada. Ora invece con quello che è accaduto in mattinata alle grotte di Oliero, un incidente grave, erano tutti impegnati insieme a una troupe televisiva per alcune riprese, presente anche la FIAB di Bassano e il presidente Guido Berizzi è scivolato per 3 metri battendo violentemente la testa ed è ricoverato in gravi condizioni. Alle 13:30 si rialza in volo l'elisoccorso appena atterrato sullo spiazzo antistante le grotte di Oliero. Sorvola il Brenta e atterra riuscendo a recuperare Guido Berizzi, il 65enne presidente della FIAB di Bassano che è gravemente ferito alla testa e agli arti dopo un volo di 3 metri dal sentiero che attraversa il Covolo dei Vecchi. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco e ai soccorsi, l'uomo, conosciutissimo a Bassano, era insieme ad una comitiva per partecipare alla realizzazione di riprese televisive per un programma dedicato proprio alla Val Brenta. Berizzi non aveva il caschetto. La prima a prestargli soccorso è stata Silvia, che si trovava lì soltanto per le riprese, infermiera di sala operatoria a Bassano. Io ero lì in attesa, sono partita, ho fatto le prime manovre assistenziali di soccorso. Cosa è riuscita a fare? Cosa c'era bisogno di fare? Di tamponarlo, di monitorare a livello respiratorio e di tenerlo vivo a livello di respiratorio e di parlata. Il rafting, il giro in barchino nelle grotte fino alla foce e poi la salita su lungo il sentiero. C'è un pezzo di strada abbastanza impegnativo da fare, noi ci siamo fermati e loro sono andati, hanno guardato perché era una cosa da 2 secondi, solo da guardare. Lei l'ha vista la scena? Purtroppo sì. È caduto giù, la mole non è leggera e quindi è andato giù pesantemente ed è caduto da un'altezza di quasi 3 metri sul gretto del fiume. Chi ha chiamato i soccorsi? I ragazzi sono stati squisiti, devo essere sincero. Soccorsi tempestivi, la stessa comitiva ha aiutato nelle prime operazioni, le più difficili. Berizzi è stato portato a Trento, è arrivato all'ospedale in gravi condizioni ma è sempre stato cosciente. Lui aveva 20 anni, lei 10, la stuprava ripetutamente, tra l'altro davanti agli occhi del fratellino. Ora è arrivata la condanna a 7 anni.
È stata violentata per 2 anni, un trauma che una bambina di 11 anni del San Donatese non dimenticherà più. Un ventenne pieno di perversioni, figlio di una coppia di conoscenti dei suoi genitori, di cui tutti si fidavano, ha iniziato ad abusare della bambina una notte e da lì ha continuato. 24 mesi di stupri e minacce, queste non solo rivolte a lei, ma anche al fratello poco più grande, che per così tante volte è stato costretto ad assistere agli abusi nei confronti della bambina senza poter dire né fare nulla. Martedì lo stupratore è stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione, all'interdizione ai pubblici uffici e al pagamento di 50.000 euro di risarcimento alla ragazzina oggi quindicenne e altri 20.000 alla famiglia di lei. Ma l'innocenza strappata così presto non potrà più esserle restituita. Eleonora è morta di leucemia nell'agosto del 2016, ora il magistrato chiede il processo per i genitori. Ricorderete, avrebbero rifiutato di sottoporre la 18enne a chemioterapia. La figlia Eleonora era morta alla fine dell'agosto 2016 per una leucemia non curata in modo tradizionale e ora il procuratore aggiunto del Tribunale di Padova ha chiesto il processo per i genitori. Avrebbero impedito alla ragazza 18enne di Bagnoli di Sopra, nella Bassa Padovana, di sottoporsi alla chemioterapia, seguendo metodi di cura alternativi. Una vicenda che divise l'opinione pubblica, con i genitori che hanno sempre sostenuto che la ragazza scelse spontaneamente di curarsi senza la chemio e che quindi non fecero altro che assecondare e rispettare la sua volontà. Per alcuni medici Eleonora si sarebbe potuta salvare se si fosse affidata alle cure tradizionali degli ospedali padovani. Invece ora ecco l'accusa pesante per i genitori di omicidio colposo e questa richiesta di processo che arriva sul tavolo del magistrato che, ripercorrendo la vicenda e le indagini, deciderà entro ottobre se rinviare a processo o meno il papà e la mamma di Eleonora. Vaccini, dopo aver contestato il decreto d'urgenza del governo che introduce l'obbligatorietà, la Regione è pronta a presentare ricorso anche sulla conversione del decreto legge. Intanto il governatore Zaia, sempre questa mattina, fa sapere come da una prima analisi sarebbero in calo i vaccini dal momento in cui si è iniziato a parlarne così tanto nelle ultime settimane. La battaglia del Veneto contro il decreto urgente che prevede l'obbligo delle vaccinazioni potrebbe proseguire con un analogo ricorso se sarà avviata la conversione del decreto in legge. È un Veneto che chiede rispetto delle proprie leggi, quello che si è armato in questi mesi caldi sul tema dei vaccini. Siamo gli unici in Italia ad avere un'anagrafe vaccinale digitale, una performance pari al 92,7%, pur in presenza di una legge, la nostra del 2007, che ha tolto l'obbligo delle vaccinazioni, al pari di altri 15 Stati europei, fra i quali Spagna, Regno Unito e Germania, dice il presidente Luca Zaia, preoccupato del fatto che la discussione in atto sull'obbligatorietà dei vaccini nuoccia ai vaccini stessi. Il ricorso già presentato dalla Regione è in difesa di una legge che dal 2007 ogni 6 mesi ha avuto i propri risultati validati al tavolo del Ministero della Salute. La Regione conferma la propria posizione contro l'obbligo ma a favore dei vaccini, perché solo con il dialogo con le famiglie e le campagne vaccinali ad hoc si possono dirimere dubbi e perplessità. Chiosa Zaia, la coercizione crea abbandono, questa è la nostra preoccupazione. Ricorderete quanto vi abbiamo raccontato ieri di quel bimbo nel Vicentino in gravi condizioni dopo una circoncisione voluta dai genitori che sono profughi, e adesso per un'inchiesta si va alla ricerca del Santone, il medico che appunto avrebbe praticato questa circoncisione. Non corre più pericolo di vita il bimbo di 7 mesi vittima di una circoncisione casalinga. I genitori sono 2 profughi denunciati per lesioni gravi. Invece che a un ospedale hanno affidato il figlio a una sedicente dottoressa che col suo intervento ha scatenato una grave infezione. Alla fine, ancora titubanti, si sono convinti a portare il piccolo al pronto soccorso solo quando ormai non avevano più scelta. Ora è caccia a quella che per gli investigatori è una donna che opera nel Veronese, punto di riferimento per molti migranti che arrivano in Italia. Bisogna fermarla il prima possibile. 8 persone sono state ricoverate dall'inizio del mese in rianimazione negli ospedali dell'USL 4 a seguito di malori in spiaggia, in mare, nei litorali di Bibione, Raclea, Caorle e Jesolo. A queste vanno inoltre sommati altri casi di ricovero ospedaliero e purtroppo decessi per i quali neppure il pronto soccorso è stato sufficiente. Si tratta
in particolare di persone anziane, e questi sono i dati appunto che riguardano il nostro litorale e gli interventi di soccorso. Nel mese di luglio i punti di primo intervento del litorale nelle 4 spiagge stanno registrando un'impennata di accessi, con essi il personale medico ed infermieristico è sottoposto a un ingente carico di lavoro. I consigli del primario del pronto soccorso Mattia Quarta, in particolar modo agli ultra 65enni, cardiopatici o epilettici: non rimanete esposti per troppe ore sotto il sole. Questo ovviamente alla luce di quanto è emerso dai dati e gli interventi. A Vicenza ancora, dove il sindaco Variati compie un nuovo acquisto. Sentiamo. Medievale, che era ciò che rimane dell'antico castello Sclavigero, che ha superato secoli, che ha visto le truppe napoleoniche sparargli addosso, che è riuscito addirittura a superare i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Mai era stato in proprietà pubblica. Con questo accordo quel torrione diventa proprietà del Comune di Vicenza. Un accordo pubblico-privato che però punta al bene pubblico, e grazie a questo accordo il torrione di Porta Castello entrerà nel patrimonio da qui per sempre del Comune, e un mecenate lo farà vivere di arte contemporanea e moderna, quindi una cosa estremamente positiva. Io stasera mi concederò una passeggiata, prima andrò sotto il torrione, lo guarderò e dirò: che bello, questo torrione entrerà nel patrimonio del Comune, ma poi quella passeggiata mi porterà sotto Palazzo Thiene, e lì sotto Palazzo Thiene farò una promessa: quel palazzo lo rivoglio a godimento della città. Così Variati appunto nell'acquisto del torrione. Siamo a Padova adesso, perché non si placa la polemica dopo gli scontri di piazza sullo Ius Soli e la partecipazione al sit-in del consigliere comunale Daniela Ruffini di Coalizione Civica, che in un lungo post su Facebook scarica parti della responsabilità sulla questura. I commercianti dicono: prenda le distanze dalla violenza. Io faccio anche un appello alle istituzioni affinché prendano le distanze da dichiarazioni di una gravità inaudita come quelle che abbiamo sentito ieri da un consigliere comunale, dal consigliere comunale Ruffini, che attribuisce responsabilità per gli scontri che sono avvenuti alla questura. Tutti contro Daniela Ruffini, neoeletto consigliere comunale a Padova per Coalizione Civica, che alle polemiche della prima ora ha aggiunto il fuoco di fila per un comunicato di Rifondazione Comunista rilanciato sulla sua pagina Facebook, in cui si legge: i patti con la questura erano chiari, più volte ribaditi, il presidio non si sarebbe trasformato in corteo se ai fascisti di Forza Nuova non fosse stato concesso di sfilare per le vie di Padova. Inaccettabili simili accuse. Una rappresentante del Consiglio Comunale ribattono i commercianti, che hanno portato la loro solidarietà alle forze dell'ordine, e raccontano cosa hanno visto lunedì. Molti titolari di esercizi pubblici che alle 11 di sera non potevano assolutamente andare a casa perché la città era blindata. Moltissimi clienti hanno trovato riparo dentro le nostre attività commerciali e sono rimaste lì, parlo anche di famiglie con bambini. Rincara postando sulla sua pagina Bella Ciao Daniela Ruffini, che nel comunicato non parla di violenza ma di liberazione e prima di provocazione dell'estrema destra. Si muove anche la minoranza, che si scaglia contro il sindaco Giordani. Il sindaco sapeva che avrebbero impedito qualsiasi altra manifestazione e contromanifestazione rispetto a quella dei centri sociali sullo Ius Soli, e quindi è un'omissione, e faremo gli esposti atti a verificare se c'è anche un'ipotesi di reato da parte dello stesso sindaco Giordani. Si sono conclusi da pochi minuti i funerali di Gloria Trevisan nel Padovano, bandiere del comune a mezz'asta, negozi chiusi a Campo San Piero, che ha accolto così centinaia di persone che hanno partecipato al funerale di Gloria Trevisan, una delle vittime del rogo della Torre di Londra, in cui ha perso la vita. Ricorderete anche il fidanzato Marco di San Stino di Livenza nel Veneziano, e il cui ultimo addio sarà domani alle 16:30. Il parroco durante l'omelia ha ricordato l'immagine delle braccia di Gesù, che fanno pensare alle braccia dei due giovani che si sono tenuti stretti durante il terribile rogo. Continuate a sognare per onorare Gloria e Marco, ha aggiunto il sacerdote Don Claudio Bosa, lanciando anche un appello ai giovani perché continuino a viaggiare, tenendo viva in questo modo la memoria dei due giovani. In chiesa presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia. All'uscita
Gloria è stata salutata con un lancio di cuori rossi e palloncini bianchi, come si è visto in queste immagini appena giunte in redazione. C'è anche Vittorio Sgarbi, restiamo nel Padovano, tra i contrari al nuovo progetto di un centro commerciale a Due Carrare, come sapete Vista Castello del Cataio, un'opera meravigliosa nel Padovano. Si fa sentire a suo modo Sgarbi con un video su Facebook. Un centro commerciale di 32.000 metri quadri in prossimità del Cataio. Il Cataio, il nome evoca un Oriente misterioso, evoca Ludovico Riostro, evoca la famiglia Estense. Anche il critico Vittorio Sgarbi va all'attacco del centro commerciale di Due Carrare. In un video pubblicato su Facebook definisce il Castello del Cataio un paradiso della cultura e critica la scelta dell'amministrazione di non essersi schierata apertamente contro il progetto. Esci dall'autostrada, superi un ponte e davanti il paradiso, il Cataio. E tu quel Cataio lo vuoi rovinare con un centro commerciale. Come ribadito dalle associazioni di categoria, anche Sgarbi è convinto che saranno pesanti le conseguenze negative sui piccoli commercianti. Ridurre le povere botteghe, gli esercizi commerciali, tutti quelli che hanno attività fra Moncelice e Abano, a nulla, quindi tutti falliti, perché tutte le attività saranno in questo centro commerciale. E infatti Sgarbi critica il sindaco per non aver aiutato a sufficienza le piccole attività commerciali. E invece di aiutare, sostenere questo meraviglioso Cervellin che ha pensato di utilizzare il suo denaro per comprare quella villa e restaurarla, tu gli fai il centro commerciale! Il critico racconta di aver interessato della vicenda il ministro della cultura Franceschini e di aver messo in contatto il governatore Zaia con il proprietario del castello Sergio Cervellin. Il sindaco Davide Moro ai nostri microfoni si era detto pronto a prendere posizione a patto di essere supportato dagli altri sindaci del territorio. Se tutte le forze, gli onorevoli, le forze di categoria eccetera mi danno un metodo indolore per l'amministrazione, oppure ragazzi dobbiamo trovare tutti i rimedi possibili per arginare l'impatto di quest'opera. E Sgarbi conclude con un appello. Caro sindaco di Due Carrare, rifletti, 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 perché rischierai di essere ricordato come perfino peggio della Raggi. Allora, intanto oggi in aula gli avvocati di Matteoli, processo Mose, l'ex ministro, in aula sentite solo ipotesi ma mancano i fatti, queste le dichiarazioni, se ci sono state le mazzette i soldi dove sono, questa è la difesa di Matteoli che allontana da sé così le accuse. Inizierà domani il grande spettacolo di suoni di Marca a Treviso. Livelli di sicurezza quadruplicati rispetto agli anni scorsi per garantire che Suoni di Marca al via da domani sia come sempre un grande spettacolo di musica, gratis e all'aria aperta. Sarà vietato l'ingresso a tutte le bottiglie di vetro, lattine e oggetti contundenti, quindi chiediamo il massimo rispetto anche per tutti gli ospiti. Ecco, questa è una cosa importante, i parcheggi interni sono stati chiusi. Varchi di sicurezza appositi e sempre vigilati come imposto dal tavolo tecnico che si è riunito in questura. Dal 20 luglio al 6 agosto a Treviso 18 serate per generi e orecchie diverse. Si comincia con Rafael Gualazzi che canterà gli inediti del nuovo album Punta di Diamante, il maestro Franco Battiato che si esibirà il 27 luglio. A cominciare da Francesco Gabbani, se vogliamo elencarli, Irene Grandi, The Legend Family dei Gypsy King, Cristina Donà, Dente, Coez, poi passando al jazz avremo Fabrizio Bosso. Non dimentichiamoci The Strambellas, un gruppo canadese. Il Bastone San Marco accoglierà come sempre giovani e adulti appassionati e famiglie. Una sorta di microcittà, nella città uno spazio dedicato al babysitting, uno spazio dedicato alle associazioni, uno spazio dedicato appunto alla musica, ai 4 palchi che ci sono, quindi e poi anche ad un percorso enogastronomico fatto di ristoranti a chilometro zero. Vi ricordo 20:10 questa sera con il vice sindaco di Silea Silvano Piazza e Renato Salvadori, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, grazie per averci seguito, buona serata, ora le previsioni meteo. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte protagonista con tanto sole ma anche con qualche disturbo sui settori alpini. Il clima invece sarà sempre più caldo. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto tempo sempre stabile e anche ampiamente soleggiato, come ci mostra la nostra grafica, salvo una maggiore e più diffusa parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra i 28 e i 34 gradi, valori minimi attesi tra i 17 e i 22 gradi circa. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Altra bella giornata di sole prevalente su tutta la regione, da evidenziare soltanto un po' di nubi alte e stratificate, ma saranno del tutto innocue. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra i 29 e i 32 gradi, valori minimi intorno ai 19-20 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi soprattutto pomeridiane sulle Alpi di confine, anche con locali rovesci e temporali. Tempo sempre stabile e soleggiato altrove. Temperature massime che risultano essere in lieve calo tra i 31 e i 32 gradi, minime sui 19 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.